Giorgio Cecchetto, nel cuore della marca trevigiana, dominata chiaramente dalle bollicine, dal prosecco, si può dire che ci sia una minoranza che invece si concentra sulla produzione di vino rosso, una minoranza appunto rappresentata anche da cantine come la sua. In particolare voi vi siete concentrati sul recupero di un vitigno autoctono che è appunto il Raboso del Piave. Cosa ci può raccontare di questo vitigno e cosa ci dice questo vitigno delle caratteristiche del nostro territorio? Sì, effettivamente in quest'area, io dico sempre quasi completamente ormai prosecchizzata, coltivare Raboso è veramente una cosa di nicchia, lo è diventato, anche se dobbiamo pensare che il Raboso è un vitigno che qua 60-70 anni fa, credo che il 40-50% della produzione di uva che facevamo era di Raboso. Oggi è relegata veramente a quasi un presidio, siamo il 2-3% della produzione totale dedicata a Raboso, quindi un vitigno quasi in via d'estinzione. Noi lo coltiviamo perché è un vitigno che ha questi 400 anni di storia, generazioni e generazioni ce l'hanno tramandato a noi e credo che quello che sento dentro di me è il dovere di poterlo preservare e donarlo e poterlo portare alle generazioni che verranno dopo di me. Per questo è un atto che dobbiamo nei confronti delle generazioni che ci hanno preceduto. Sicuramente non è un grande business fare Raboso, lo si fa molto di più business con il Prosecco, però la cultura che dobbiamo avere noi, la lungimiranza che devono avere i produttori è proprio di preservare questi vitigni per poterli far rivivere e poter essere immortali, che possono passare di generazione in generazione. Oggi l'imprenditoria si sta trasformando, le imprese si stanno adeguando alle necessità chiaramente di diminuire l'impatto sull'ambiente. Voi avete, come dire, fatto una promessa di diventare a breve climate positive. Cosa vuol dire per voi e soprattutto come si traduce nel concreto? Ci è venuta questa idea praticamente è qualcosa che già la comunità internazionale ha dettato delle linee guida da qui al 2030 o al 2050, per cui noi già ci siamo attivati per questo, perché crediamo che sia una cosa fondamentale e abbiamo cominciato a misurarci e vedere quanto noi ambiente distruggiamo per produrre una bottiglia di vino. Questo è un po' il tema, no? Quanta CO2 emettiamo, quanta acqua consumiamo. Se pensiamo solo all'acqua, che oggi è un bene preziosissimo, ci vogliono circa 600 litri di acqua per fare una bottiglia di vino. Questo da studi internazionali. 600 litri di acqua che sono l'equivalente anche alla pioggia che cade. Ma abbiamo pensato che facendo degli studi che 300-350 litri di acqua possiamo lavorare per risparmiare su questi, per cui anche risparmiare 100 litri di acqua per ogni bottiglia che facciamo, pensate che gesto importante faremo per chi acqua non ne ha e che sarà un bene sempre più prezioso nel tempo questo, ma poi per pensare alla CO2 che emettiamo, tutti i nostri materiali, le lavorazioni, i trattori e quant'altro emettiamo CO2, quindi l'idea di diventare climate positive vuol dire che noi andremo a compensare tutte queste emissioni che facciamo con dei gesti o con delle attività o iniziative che facciamo per trattenere il più possibile questo, attraverso boschi. Noi abbiamo anche dei boschi, oltre ad avere dei vigneti abbiamo anche dei boschi, coltiviamo dei boschi per poter catturare questa CO2, oppure anche sui nostri packaging, su tutto quello che è l'operazione in cantina, di cercare di limitare il più possibile il consumo e l'emissione di CO2, sensibilizzando anche tutti i nostri fornitori, perché deve essere una cosa circolare in maniera tale che coinvolgiamo tutti e chi ci consegna la carta, per esempio, deve essere da Foreste certificata FSC, quindi vuol dire che gli alberi vengono tagliati ma poi vengono anche rimpiantati, quindi non c'è una decimazione dei boschi ma c'è sempre un equilibrio. Questo costa qualcosina in più, ma almeno qua cerchiamo di equilibrare le cose, ma non solo in questo, nelle etichette, in moltissimi altri gesti quotidiani, e questo è un po' l'obiettivo di diventarlo nel 2026, ambizioso come progetto, ma credo fattibile.
Abbiamo visto in passato la vostra azienda si è fatta promotrice anche di diverse iniziative a carattere sociale. Perché secondo lei oggi un imprenditore deve, come dire, anche investire su quello che sta fuori dell'azienda e quindi impegnarsi anche a fare qualcosa per il tessuto sociale che lo circonda? Dico sempre che siamo fortunati ad essere nati in questo territorio. Probabilmente se fossi da qualche altra parte non sarei riuscito a portare a termine i miei progetti. Per cui quello che è importante è poter ritornare qualcosa al nostro territorio. Noi lo sfruttiamo per quanto riguarda l'uva e tutti i nostri progetti, ma dobbiamo anche pensare di ritornare qualcosa, non solo alla nostra terra, ma anche alla comunità che ci sta attorno, coinvolgendo le persone, oppure anche noi che lo facciamo ormai da 17 anni, questa vendemmia solidale con i ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down che vengono coinvolti in questa vendemmia. E questo è un gesto. Adesso quest'anno abbiamo fatto anche con il grano, con i grani antichi, faremo la farina e la pasta di qui a breve. Sono tutti progetti dove noi imprenditori non siamo, come diciamo tante volte, solo prenditori, ma dobbiamo saper ritornare qualcosa a questo territorio che ci ha dato molto, che ci sta dando molto, moltissimo direi anche con questo prosecco, e quindi ritorniamo a qualcosa, ma questi gesti li facciamo noi, li dovrebbe fare anche moltissime altre persone, avere questa coscienza di pensare la fortuna che abbiamo e poterla condividere anche con chi è meno fortunato. Grazie Giorgio Cecchetto, a presto.